Saluti a tutti e bene agattaus, amigas e amigos de Fuedaus in Sadros, la trasmissione de Super TV fatta a mano de vari con la regione autonoma de Sardegna grazie a Salè regionali numero 22 del 1988. La puntata di oggi è intregata, dedicata a prendasa, dedicata a isprendasa e usabili dei tavrendasa seu questionendi. E ho scoperto, grazie all'aiuto di due artisti mannus che tenevano questa sorte bella di tenni operativi in Aristanisi, sia da prendasa di oro, di prata e di altro metallo prezioso, sia prendasa fattasa con sa vedra, prendasa de vedra, ma ho scoperto tutto questo appunto che video su sa scheda. In sa puntata di oggi usa fuedai de sarti de già una forma savedra con su maisto cramino virasa e ai metallo preziauso pruschettotu oro e prata con su maisto nanni rocca. Curioso meda esti su nomini sardo de sossidiana, un materiale simbili a imbidri unieddu o bidri de origini vulcanica che si vuole da gattaia maniera discanzosa in su monti arci. Di narauso di fattisi pedra grobia e stannai pedra in colori de grobu, nieddu lucenti, in nui pedra arribada de sul latino petram, mentre sa saggettivo grobinu esti sa sighitura de sul latino corvinus. A su metallo preziau groganciu che no arrugnada di naraus oru, che arribada de s'italiano oro o de su spagnolo oro, mentre sa su nomini de sabratta, lompidi de su spagnolo plata. E bida sa scheda in noi uso scrovettus etimologie de nu arribata questo fuedus antigus de sarti de giai forma savedra e de sarti de giai forma a soru e a sabratta presentaus ai ospiti e gradessiu cosa nostra, seusu chistionendi e teneusu su precede denni con nosu a ziu Gramminu Pirasa, scultori, beni ziu Gramminu e grazie se de accettaus su invito nostro. Bene agattaus. E seu chistionendi de ziu Nanni Rocca, orafo, artisano, che pone di forma, soru, a sabratta e altro metallo prezioso, non esti aristanesu, sendi issu gafoesu, ma dei anni 70 esti in aristanesu. E c'è tutto, commenta ziu Pirasa, esti zedianesu, a razza de origini dei zediani. Bene foste pure, ziu Rocca. Bene agattaus. Bene, questionaus de gustas prendas, una ammosta pitica de sa produsidura stremmenata che fa in questo artista nostro, su cittadineus vinzas in noi ci bideus a dusu in quello de pedra de ossidiana traballaus de ziubiras e a suo costado de bideus invece se si usa fainai deita si tratta de prendas de oro e de prata traballadas de ziu Rocca. Ma deo innantisi de intrai proprio a farrogai sa pedra o s'oro e sa prata ia voglio domandai a ziu Gramminu come chi de nascia questa passione, questo amore per sa pedra e poggiai forma, i formas che s'artista boidi, l'ispirazione dell'artista viene da Conca a pedra che è finza tostata e mava a traballai. Ha cominciato da viciocchetto vitico, come ti da nasce questa cosa? Beh, se un nascio sono pari. Non è nasce a primo visto e poi deo, se un nascio sono pari. Qui tadeo quando fui pipieddo, vitivo, sa gente pensate che fui intraniato con qualcosa di diverso dai altri, per ogni cosa mi si rianta, vinta mi gusto, vinta mi gusto, ma quando fui pipieddo, vitivo. E questa cosa si vede che mi ha gasato, da incoraggiare. E ha sempre fatto gusto, da quando sei nascio, non da quando ha cominciato a questionare, ha cominciato a americanizzare, a fare. Poi ha scoperto che tutti i parenti miei, da parte di mamma e da parte di papà, facevano tardi, riballanti, facevano statua poi scresi, facevano immobili dell'Ina, poi domus, facevano ogni cosa. Purtroppo i saiali miei furono morti in questa guerra dei subini di Ghiotto e quindi finì tutto. Ma ciao, bottega non esisteva più.
Babbai ha fatto su Zornaderi, triballata in campagna, ed io mi sono agattato orfano De dei maestros de nonnus, famiglia. orfano dei nonnus che mi hanno tappato di imparare, però si bilica su Sambini non è stava, no? Con cromosoma si deve Forse trasmettere. stava rao, no? Tu pensi che quando ho fatto questo esame, prima si faceva questo esame, non lo so mo, di quinta elementare, si hanno fatto disegnare ed io ho fatto un disegno, poi mi hanno asserriato e mi hanno detto, ma scusa, ma chi te l'ha insegnata la prospettiva? E te sei prospettiva. Sostenida Cioè, praticata, ma non appunto, di conoscevo studiare. questa prospettiva, le proporzioni e tutto quanto senza che mi da imparare un emus, no? Poi quando ho dentro cosa di Bartodicanus si andavo subito a triballare e contemporaneamente andavo a Sinapli. Fu una scuola di perfezionamento, tutto questo che volevano andare a triballare, che non volevano Scuola fare professionale. una scuola professionale. In suo stesso momento andavo fino a me bottegas del maestro dell'Ina, di gente brava, dei tagliatori, mi ci gravavamo in bottega dei Ferreri e Castiao. E uno che fa su triballo che fa su Deo, deve imparare prima di tutto a memorizzare i formas. Quando tu porti questa forma in conca, poi il mouse fa tutto su che chiede questa conca, non funti il mouse che triballa senza questa conca. No? Su comando deve arrivare da Certo, e mi il pare. mouse di torta questa figura Certo. che sta in E questa cosa importante è imparare a memorizzare i formas, i movimenti, le espressioni della gente, il movimento di un guardo, di qualsiasi cosa. E questo che rinai a fare arte, entrai in su materiale che devi utilizzare, che devi fare, no? E poi, a bello, ogni addio una cosa in plus, no? Ogni addio una cosa in plus. Poi ho fatto questa accademia, l'Accademia delle Arti e della Scienza di Pescara, e basta. E poi mi sono posto a triballare. Cioè, mi sono posto a triballare e ogni addio è una soddisfazione. Una scrovetta nuova. Una scrovetta nuova, un materiale diverso, una storia. E se lo sai, mi prendi per fortuna, faccio sempre su che ho. Zio Rocca, zio Carmine Piras è vero che traballa da pedra fino a Piticadedda, ma arriva a traballare fino a pedra che pesa da tonnellata, più di una tonnellata. Fostei traballa da materiali invece prusu affini e prusu alligeru, soru e sabratta. A razza de Gavoi, originario gavoesu, in Aristanisi degli anni 70, commenti da nasce questa passione, de chini da connotta e commenti da fatta cresci con i anni. La connota da babbo mio, e la connota da babbo suo, da iaio suo e da suo bisnonno. E sono la quinta generazione. Sa de cinque. Dunque, a differenza del zio Piras che è mancato e quando è morto in guerra, Isaiaio, fostei attento in maestro su diretto su in famiglia. In famiglia e tutto, sì. E ho vesti zu mio e triballa un bene, quindi siamo a sesta. In paragola, sto rocker nasce una strada bella e pronta a fare, su prateare, su refici, ecco. Fostei sta arrivato in Aristanisi negli anni 70, ma la verità è che in Gavoi e in provincia di Nuoro traballaiasi, teniaisi questa bottega, cioè dei Nantis. In Gavoi tenevamo sul laboratorio e produvevamo tutto, andavamo a sprendere, andavamo in provincia di Nuoro, tutte le sprendas contro il crumalu, ollanas, aneddos, la maggior parte delle cose in tutto andavamo prendas contro il crumalu, lo regalavano per los pizzinos, per lo salvaguardiare da crumalu, una cosa, e altri gioiellos può proteggere questa persona, non i gioielli di ornamento,
Deras horas de buon augurio, ecco. De buon augurio, tutto su de pianta imparai de influenze negative, Esatto. del suo male, da che si sia cosa non bella che si possa... Gioiellos creados poveros, noi barrando già in numero di un po' isolados, immaginando, tornando in mezzo a rassicurare che sono nonno mio, sono iaio mio, triballavano questo materiale nobile, sia prata sia soro, ma sempre affiancavo una roba esattava di natura, non so, mentre vediamo su queste cose si vedono esposte, no, roba, cose esattamente desumare, le conchiglie, dentes de servones, perdar di ocru, tutto cose esattava di natura, nurini, prendas atas perdas modernas che arrivavano da ora, sono cose che stavamo in natura. E nos davano questo compito difficile, di essere a non semplice, creare da cose povere, creare un gioiello, non è semplice. Sende vostè ziuiras due artisti a manno, bada cose a me da che teneis a comune, uguali, però a me mi aggrada di sottolineare due in maniera particolare. La questione del Sant'Igorio e dell'archeologia. Fostezio Viras seste specializzato, una delle carriere, se volete voi, non è unica, in sud già in forma sossidiana, che ricordate è un obitru di origine vulcanica, ma un meda a traballare in su senso che presenta da caratteristiche in particolare che se uno non dona d'attento non ci riesce a donare questa forma che su rovedo trasmette ai manos. E sossidiana, ricordate che i sardus antigus da manigiaiant, da conosciant e da traballaiant, mancai male come podiant, produsi a inas dessa vita de ogni dì, puntas de frizza, arrasicatori, poi spedde dei animali e cose di questa qualità. Foste invece a traballare sa pedra in generale, ma poi noi questionato su de sossidiana, podigiai formas che sa conca de foste che di benianta a conca. Commente succede questo tramuto de sossidiana antica che serviva come attrasto di ogni dì a sa forma di arte moderna e ta funti questo duso in quedus di ossidiana che sapettiu. Sa cultura sarda, sa civiltà di sarda, depidi a su 100%, lo depidi a sossidiana. Questa sossidiana già è del suo periodo neolitico e paleolitico prima, ha permesso di sviluppare cose che le civiltà e altri popoli non tenevano. In Sardegna invece che fu sossidiana e che fu tutti minerali. Quindi in suo periodo neolitico, quando i sardi tenevano questa necessità di attraversare i mari, questa mari sarà più basso del metro dei noi, si veniva facile navigando a vista, Sardegna, Corsica, Isola d'Elba e poi Fuanta Ribaus, Toscana e Fuanta Ribaus. Infatti, sul cammino del Sossidiana, Sagata da Vinzas al Germania, della verda ossidiana nuragica, ossidiana sarda, poi si distingue di altre ossidiane che poi avendo una percentuale più alta di silice. E quindi non si può sbagliare di questa ossidiana dell'Ippari o no, tiene su 75% di silice. È in posizione scovia ed è necessaria geografica. Ecco, questo micello che hanno agattato a Similaunt, e questo volta l'ossidiana di Monte Arci. E te lo fa dire da cui che è neolitico, 4.000 anni prima di Cristo. In casa fu una forma pensa di commercio, di cambio. È questo che depide, è questo che vuoi che rionai, capito? Sossidiana ha permesso ai sardus di tenere contatto su commerciali e culturali con tutto sul resto
delle popolazioni abitanti d'Italia e estero in questo periodo. E quindi, quando abbiamo cominciato a triballare sull'ossidiana, ha provato freccias, ha provato gultedos de ossidiana, ha cercato di imparare questa tecnica, di lavorare a elaborare questa tecnica antica. Quando però questo non mi basta più, fai una freccia, impari in 2 ore e poi dopo consigli a fare una freccia tutta la vita. No, la verda si lo meritava e sarà se cominciava a creare altre forme di arte in questa verda. E ai ci vendi, se si arriva a fare il primo museo in sul mondo di ossidiana triballata, questa Devau, il museo di ossidiana Devau, dove contenuto scultura mia, prima, se voi non si che andate proprio in questa idea di Monte Arci, di Marmida, dove punti vince scultura mannasa, in Prazza, in Forasa. Questa richiesta in Prazza a fare sul municipio, vesa da più di una tonnellata. Più di una tonnellata. Sì, e di Brusso, che non due. E questa scultura in ossidiana per umana che esiste nel mondo. In sul mondo. Zio Rocca, io sono ricordato sul Paleolitico, con Zio Piras, sul Neolitico, fostei a Costendino che detto Brusa accanto a noi questa storia, ma se ho sempre questionando del 2008-3000 anni sei noi, ha di riprodurre invece una parte di soreria della città di Venezia dell'Arros. E costumeri e tasavetio in noi. Questo spazio gioiello si è approvato a rappresentare i gioielli nostri, non rappresentano in sul mondo della provincia di Oristanes, cioè su bracciale Tarros. E esistete a Tau in Tarros 2 mesi e mi entro anno già ed è. Quindi questo bracciale non è per mia, ma era di famiglia, solamente sia mia, a questo l'ha dato il mio. Quindi sono galo più orgoglioso. In paragola ha riprodotto questo bracciale, questo è un'opera importante. Come mi si accennando prima, questo è in un libro, è l'Oro nel tempo. E a questa prima pagina la attiamo, su questo scritto bracciale di Tarros. Poi a fianco ho posto su gioiello di Leonora, questo essendo in Oristare, giusto mi dio un po' medesimare, vincerà un solo gioiello suo. Ma una cosa è usato di importante in questa mia è possiamo dire un 90, una cosa che mi identifica. Questa mostra e questa collezione di gioielli è fatto prendas contra su malo, cioè sono gioielli che usavano contra su malucro, cioè poi tappato questi gioielli, ma questi gioielli non si vedevano di solito a tutte queste prendas. Di solito venivano apposta in buzzacca, esatto, uno tenia qualche cosa li vatia de giovane non la ia bere, zeloso, ecco, di questa cosa. Ebbene, io in questa mostra giro in tutti, no? In Sardegna, in Sprazza Spumana, in diversi musei, incluso in Italia e all'estero, dalla Germania, su Cairo in Egitto, a Roma, a Milano, siamo andati a vedere questa cosa. Non solo, ma infatti, in questa attrezzatura dei primi degli anni, non va a vedere, mentre triballavano, con questi attrezzi proprio antichi. E dunque attrezzo attor da gente vuole dire commenti nasce certo, esatto. Poden dire mentre veniva nato attrezzo veniva nato realmente sempre io parto sempre dal principio quando gli spiego questa cosa io idea voi e sono parenti miei sono nonno miei ora indega voi uno vidizzolo in dentro della provincia di Nuoro noi si tenevamo tutte le possibilità si potevano tenere certe città mannas o divisa una cosa rara a essere gente che triballava solo non lo permettevano a tutti ecco
Fiat atteros tempus e solo senti questo metallo nobili non giraia da manco meda, no, non fu di Tanto è vero, pensa in bidda, spratto meda. in bidda pensa che voi, proprio per merito di questa famiglia che triballava solo, pensa che tutto ose tutti os gioiellos sono barraus a ose, sono tutti gioiellos particolari, e si usano solo in Gabui. Gabui teniamo sorgutoner de Gabui e si usano solo in Gabui. Sarughita e diversi altri supuleu, solo gioiellos gaboesos, los distingues por uso. Era un Gabui proprio per merito di questa famiglia. Sigidi sia da suo connotto gavoesu, ma sente che este noi degli anni 70 tenito un attento particolare vinza sa esprendas degli stani, certo. a cappiata particolari, San Giudice, Leonora. Tengo particolare il rispetto pure a un bello gioiello. Che sono bello. E in plus fai biri vinzas a sa gente non su gioiello a cabao, ma vinza commente sa prenda, commente sa arribava da certo. Si vidas a varrende sempre in campo di archeologia, fostei ad accappiau su nomini mensa carriera artistica cosa sua, non solo a Saavedra Grobina, Sossidiana, narauso es scurtatori poi tasinare a Pedra Grobina. Verda Grobina, poi tenieda come su grobo. Tenieda come su grobo. Lui vudi sa verda bianca, su Duffu, no? Sa verda bianca, sa verda nieda, sa verda moa e Pedre arena. E questa è Verda Grobina, che non serviva da, negli ultimi 2000 anni, non è servita a nulla. Da tornare a Biazzai Vostei. Ecco, appunto cominciato Deo a tornare a triballare. E poi ha fatto un esercito è usinale bello. È usinale bello, però purtroppo fu un'inflazione sul luogo dei cose teddas che no. De burrumballa. De burrumballa. In ogni festival è questo che fai di. Vabbè, ognuno ha bisogno dei bivi e quindi andava. Credo che il gusto della bigiotteria sia un problema, una difficoltà di vinza che bivi di zio Rocca. Però... No, ma a me mi fai pregare, non mi importa nulla. Sì. Se sono in un altro livello, non... E sa gente sci di sciaverai, su bello del suo a me mi imprezza non mi la mai. Però me canai, zio Vira, se vostei ha cappiato la carriera artistica di vostei, a parte de traballare già in forma a Vedra Grobina, finzas ai statuas, ai giganti del Monte Bramma. Quando negli anni 70 diventa tornata a sia pillu esprimus a rogus, dei statuas che oggi da sapere tornata a fregare, vinza con suo computer, con suo aiuto. Ecco, e tanto fu bene a conca, vostei? Beh, in questo periodo facevo parte di un gruppo di persone archeologi che venivano in Sardegna da tutta Europa. Veniva da Hawkins, questo che ha fatto gli studi a Stonehenge, astronomi, archeologi, antropologi. Un'equipe di studiosi. Ed ho avuto questa fortuna, perché in questo periodo vivevo in Macumeri. No? E zio mio e attento questa fortuna di agattare questa scultura più antica che hanno agattato in Sardegna, la Venere di Macumeri. E è stato terreno che è su mio. Questa verde è stata agattata mia con 20.000 vezzi antichi, paleolitici. Quindi queste persone venivano a Macumeri, a domo mia, a domo zio mio. Poi queste cose io e dai grasi che siamo entrati in suo gruppo e quindi l'accademia, un certo giro verso un altro mondo, no? E noi ogni cosa di posta in questa dimensione cosa sua, no? E quindi da in cui appunto cominciavo a dare forma a questa ricerca archeologica, ma non nei scavos, ma a studiare le tecniche antiche del triballo. Quindi sa verda, sa rameni, su ferro, su bronzo e tutte queste cose. E infatti Mosè ultimamente un volume che fu delle tecniche antiche. Delle tecniche del triballo antiche, estrapolate dai reperti archeologici che sono venuti in tutti i musei.
Lucas, a mustas con cambias e conoscenze affinché alcuni studiosi a livello internazionale. Des ultima mostras foras de Sud Tirreno, in Terramana, in Europa, che ha di seguire vostè, non è andato vostezio, no? Una delle ultime di Roma, la capitale, punto de Sabbi, Associazione Banchieri Italiani. S'altra sempre un sasprendas oltre a Sogumalo. E Zattaro di a Palagio a Firenze di parte Guelfa. Proprio lu desarte. E in Niavura ha fatto a conoscere. In Ibe noi siamo in esposizione 200 prendas oltre a Sogumalo, tutto un sardidascalia, tutti spiegati a cada uno, poi ti serviva. Quando noi abbiamo mostras, in questa mostra non si vende solo a livello culturale, noi spieghiamo sia da te serviano le prendas e o mente urinata, esatto. Tutto si è nato da triballo i di secoli, totalmente serviva, poi ti serviva di tutto. Fostezio Viras, il traballo sudene di in bottega, in laboratorio e collaborazioni, sì. E noi se offendi, se organizzando una mostra con 100 sculturas, 100 verda sardasa, verda tostadas, pietre dure, quindi da ossidiana, quarzo, tutti perdas che si vogliono triballare, ma che siano perdas dei valori, no? E se preparando questa mostra con 100 sculturas. In plus, se offendiamo, finendo sul studio della statuaria di Montebramma, partendo però del periodo neolitico, con i bettili, i menhir, per le sfittas, fino a arrivare a tutte le evoluzioni delle arti del neolitico, fino alla statua di Montebramma. Questa questionata i scetti della statua di Montebramma senza naia, sa gente. Commenti se arrivato. Commenti, questa sta arrivato, questa pensa, tutta una volta non ti fatto questa statua, se no, vivo un tigretto, 4.000 anni, prima può arrivare in Gumi. Quindi è cambiato su culto, è cambiato prima la terra, no? Raffigurata della madre mediterranea, questa statua pigica, grassa, opulenta. Poi a bello si è ingentilita fino a cambiare. Quindi finì a sera dei menirs e questa trasformazione si a bello, no? Si è arrivato alla statuaria di Montebramma. Questa si benesi in questa bottega mia, vedete tutta questa storia, questa d'epoca Raffaelotto. E quindi vedevo come sta arrivato su Sardo, arrivai a questa forma. Quando su culto è diventato da lavorazione della terra a su culto solare, quindi raffigurante il sole, quindi sei stato a Corrudas, tomba dei giganti con sedra a forma di testa de boi, e tutto questo poi sta arrivato. Sa Veneretta è diventata mamma con due figli, no? No, ma la madre dell'ucciso che è nata è sa mamma con suo figlio. Poi Iside con Horus e poi sa Madonna con Gesù bambino. E dunque tu hai tutta questa storia. È tutta una storia, è una storia dei uomini che vigau uno per volta pare una cosa strana. Invece si inizia, che comincia da incomincio vinza a oggi, basicamente si è sviluppata sarti e la religione si è sviluppata grazie a sarti e sarti si è sviluppata grazie alla religione. Capito? Sul pensamento profondo, il sentimento su dei uomini, benti sempre raffigurato con sarti. E quindi funti due cose della civiltà di chi funti arrivati su 29. Questa nostra siamo matriarcali in Sardegna. Cadeu con noi. Questa siamo popolo civili. Questa stando bene, questa in Sardegna in suo periodo nuragico sta bene. Non c'è bisogno di savarare tutto di guerra di consumo con satro. Questa di niente, canto di si basta a sufficienza per vivi e poi fai 20.000 nuraghi. No? È altrettanto d'umba dei giganti, è altrettanto vostro sacro e di ogni cosa. Quindi che rinai questa popolazione fu da ricca. E basta da castigare il bronzetto su commenti funtisi e funti questa fotografia giusta, precisa, dai commenti fuanta.
È una cosa straordinaria, bius aizi, 4 edizioni, no, 4 edizioni non potevano fare tutto questo che hanno fatto, capito, di piantare tutto questa dice che cose va fare. E invece si può E dire invece che avevo gente che triballava, gente che disprocurata di papai e di su vestì. E quindi questa cultura sarda bisogna incominciare dal neolitico per arrivare a voi. poi comprendi come ti sesti sesti allargata e come ti cresci. Zio Rocca, in pago secondo che a suo tempo a disponimento cosa nostra per questa trasmissione esti a Cabao. Un consiglio ai generazioni noasa che si ont accostì a sarti de su manigiai e devon in forma soru e sabratta tramutendida si imprende. Fostei ha già imparato su figlio de Fostei. No. Ma ai spicciocchetti, ai giovani, ai sessottofi a costì a gustare. A Sorzovano non li devo narrare nulla. Sorzovanos, io rivescar che osa e devo narrare questa classe politica, non a Sorzovanos. Devo narrare perché ora questa classe politica e posa istuzzichene questo Sorzovano a fare queste cose. E quando las ponene incapacci queste cose, devo gente capace a le osare dire. Ecco, una de questi maestros, la arte nostra è appreciata e bene erzia dai tutti. E uomo non che lunaro, a noi a Gavui non hanno Gavui pazza, però abbiamo usato cose bellissime nella bottega nostra. Abbiamo fatto un rosario, un santo, a suo papa, a Nervini Sardina. Abbiamo usato rosario, un'altra pariga rosario, un'altra pariga presidente della Repubblica. Cioè, questo striballo viene apprezzato dai tutti e tutto altro non dà una cara e lo apprezza. E non tocca da improvvisare. Esatto, non tocca da improvvisare. E i non governano, deve essere un po' più sensibile per queste arti, un po' andando zicche. Sì. Zio Piras, può accabare un consiglio di vostè ai spicciocchetti su chi si stoffio a Costiria già in forma a questa vedra tostata. Intanto devo dentro due figli su che triballano con Deo in bottega. E dunque sei maestro un domo vostè? Maestro un domo, ma Deo ha fatto del maestro a centinaia di giovani e metà di gusto si campano con questo che gli si sono imparato. E dunque se funta artista, se anti si sa carreva in soru? Fanti statue, fanti altre cose, però si imputo si deve già un oso. Dopo insegnavo più di 25 anni e quindi de passato de bicciocco. All'incuno fu un momento stava rao, ma gli altri sono anti si a posto gamba, su dono. Ma sai moi due punti figlio mio che spero che si canta. No, che sono stato non lo soffoco di che proprio quando denti si impugna de gressi e di sviluppare sui denti. Prima mi si domandavo, questa due asperdas. Questa chi da Sant'Ibia resti una verda dell'ostidiana Birdi, no? E resti savati di una femmina Bia, no? E questo invece resti ma con che molto. Ma sa con che molto non può essere Savini della vita, ma si incomincia della vita. Sa rinascita. Quindi ad ogni cosa devi fare il suo cammino su, come tenoso, moreuso, e tornare a nascere. Dunque, e quindi un ciclo. Un ciclo. E le pago dengue non fuori. E quindi questa scultura dopo fatta proprio per simboleggiare la vita, non la morte. E con questa sprenda, che funti cose spantose, meravigliose, sia da questa di oro e di prata di Zio Rocca, sia questa di vedra grovia, di ossidiana di Zio Piras, questa trasmissione nostra dall'umanno acaba da noi. Noi torniamo grazie a questo artista, a Mannus, a questo grande uomo che Santi fatto compagnia con mia sorella questo merifa, quindi si comprende come questa arte di donare forma a questo metallo nobilis e finza a sa vedra tostata, non solo a sossidiana, ma a altre qualità di vedra. Grazie a Zio Rocca e grazie a Zio Piras, grazie a Meloni Arredamenti che ho pure alla Casa Giaume in questo apposento bello cosa sua e grazie a Bosatro che sei ascoltato del domo. Si tornerà a ascoltare con saluti.
Grazie.